L'economia nella famiglia salesiana, nella congregazione salesiana, ha un ruolo decisivo sulla formazione, abbiamo letto e capito dalla relazione. Ci può dire brevemente come sono destinati questi fondi, attraverso quali canali passano? Beh, da una parte è così che il Retto Maggiore con il suo consiglio cerca di garantire una formazione adeguata diciamo, a quelli che diventano salesiani. Vuol dire dall'inizio che entrano nella congregazione, che fanno gli studi, teologia, filosofia, tutto che è necessario, fino all'ordinazione o ai coadiutori anche fino a una specializzazione. Questi costi sono molto elevati in alcuni paesi perché quando si vanno a studiare alle università o si vanno a studiare a altri posti dobbiamo garantire che non soltanto fanno diciamo, una qualsiasi formazione, ma che fanno una formazione bene, molto ricca di informazioni, ma anche che diventano capaci dopo di formare altre persone. No? Allora questo è il tema. Vuol dire da dove vengono i fondi? È la grande domanda. Tutti i fondi vengono dai nostri benefattori. Noi abbiamo, per fortuna, in tutto il mondo persone che capiscono il valore di un ben formato, sia prete sia coadiutore, e vogliono aiutarci. E i fondi arrivano attraverso le procure missionarie, soprattutto che abbiamo, vuol dire Madrid, New Rochelle, Torino e altri che abbiamo, e lo danno a disposizione del Retto Maggiore. Il Retto Maggiore ha anche progetti portati al suo cuore di successore di Don Sì. Bosco. Come il meccanismo di decisione e di erogazione di questi fondi, se possibile? Sì. Allora, noi abbiamo delle situazioni un po' difficili, diciamo, a causa della politica in alcuni paesi, a causa della situazione reale nelle società, dove i nostri confratelli non sono in grado, per esempio, di trovare tutti i fondi che hanno bisogno per vivere e per fare la missione con i giovani. Per esempio, se lei fa un lavoro con i ragazzi della strada, i ragazzi di strada hanno niente, allora da dove vengono i fondi? Devono venire da altrove. La stessa cosa se i salesiani si stessi vivono, hanno bisogno di anche denaro per come dire, garantire almeno il minimo necessario. Questi fondi normalmente sono anche erogati da una distribuzione 2 volte all'anno che fa il Retto Maggiore con il suo consiglio. Chiaro che noi negli ultimi anni abbiamo cercato di trovare anche i fondi altrove, vuol dire che abbiamo cercato di interessare delle fondazioni, delle ONG, delle persone o delle ditte, delle imprese di aiutarci, e questo ha funzionato abbastanza bene. È molto faticoso, ma funziona. Ma se non troviamo questi fondi, chiaro, dobbiamo rivolgerci al Retto Maggiore, e il Retto Maggiore con il suo consiglio cerca di trovare i fondi. Nello sguardo globale che ci avete presentato in questi giorni, la congregazione decresce in qualche area, cresce in altre. Come governare questa differenziazione dello sviluppo? Beh, parlando come economo, questo è vero che dice lei, no? Noi vediamo con le statistiche che abbiamo un cambiamento geopolitico, abbiamo un cambiamento anche dove le vocazioni vengono dai paesi più poveri, e questa è una bella sfida, una grande sfida per il Retto Maggiore e il suo consiglio, perché, come dire, dobbiamo portare anche delle risorse umane, vuol dire di formatori, e delle risorse economiche, denaro, e anche avere degli edifici, tutte queste cose, per formare i giovani futuri salesiani che crescono le vocazioni adesso nei paesi poveri. Questo è veramente una sfida, ma visto gli ultimi anni che il Retto Maggiore con il suo consiglio hanno preso delle decisioni strategiche, vuol dire hanno deciso di, come dire, di fare un appello alla solidarietà più forte, ma anche a, come dire, motivare quelli che hanno dei fondi a aiutarci. Nella definizione delle sfide e delle priorità Sì. da parte dei capitolari,
quali suggerimenti vengono dal punto di vista dell'economia generale? Sì. Allora, io cerco di puntare su diversi punti, alcuni posso adesso qui nominare. Uno è la situazione globale delle donazioni. Vuol dire una volta, soprattutto qui in Europa, America, abbiamo avuto tante donazioni di persone brave che erano legate alla Chiesa, ma queste persone hanno un'età più alta che il mio, vuol dire sono di persone che si preparano per andare in paradiso. E vuol dire che questi fondi ci mancano nel futuro, perché le generazioni che vengono dopo di noi, non molti hanno allora questo senso di dare qualcosa da sé per la Chiesa o per i religiosi. Allora là abbiamo sicuramente nei prossimi 10 anni un calo enorme delle entrate, vuol dire ricavi, attraverso la colletta di fondi che facciamo in tutti i paesi. E questo è una realtà. Ma la realtà è anche che cresce questo, le spese crescono perché abbiamo più e più vocazioni in paesi poveri. Allora qui abbiamo un problema che dobbiamo valutare come farlo. L'altra situazione è anche che a causa del cambiamento climatico, per esempio in alcuni paesi, sono delle preoccupazioni enormi. Per esempio una volta le entrate che abbiamo avuto in alcuni paesi dell'America Latina attraverso l'agricoltura non ci sono più, perché è secco da anni, una goccia di pioggia da anni, vuol dire non sono più le mucche, non c'è più il latte, non c'è niente da vendere. Anche là comincia adesso molti di cambiamenti, no? E c'è anche un cambiamento di mentalità. Se abbiamo dei politici che dicono Europa first, America first, allora non ci aiutano più altrove. E anche qui dobbiamo fare una politica, e questo spero anche che qui il capitolo fa la riflessione su questo, dobbiamo fare una politica per essere più nella politica e fare politica per essere voce per questi che sono quelli che saranno nel futuro quelli che perdono quasi la presenza della esistenza, perdono, come dire, la piattaforma dove una volta hanno potuto dire qualcosa. Noi dobbiamo diventare più avvocati di quelli che sono quelli poveri o quelli che non hanno più voce.